sin dai primissimi racconti, dai primissimi scritti che attengono proprio alla post-adolescenza di Grazia. Lei, Grazia, questo ecco, è un tratto assolutamente caratteristico, scrive per pubblicare, e per pubblicare possibilmente, o bisogna anche dire necessariamente, al di fuori del suo contesto, al di fuori del contesto locale. Cioè Grazia non si pensa mai come scrittrice per Nuoro, anche perché Nuoro non sembra particolarmente interessata né a lei né più in generale alle scritture, ma non si pensa neppure semplicemente o solo o in prima battuta come una scrittrice per la Sardegna. Quindi la ricerca di un editore nazionale, l'autopresentazione, queste splendide lettere in cui dice, si descrive vezzosamente, anzi ecco, sono una giovane un po' selvaggia, un po' ingenua, no? Si presenta agli editori e gli editori non solo sono interessati ai materiali, romanzi, racconti che Grazia manda, ma sono interessati anche alla figura. Lei vuol far arrivare al grande pubblico i suoi romanzi. Grazia Deledda parla al suo pubblico a un certo punto, appunto, con i suoi romanzi.